Il sindaco Monia Bianchini e la sua giunta, riuniti in mattinata, si dicono sconvolti. Il problema c'è da decenni, ma la competenza è provinciale. Non è facile, non dico il dialogo, ma trovare sintonia con la provincia in merito, diciamo, alla gestione, ecco, di questa problematica. La provincia sa benissimo che quell'incrocio va affrontata, sa benissimo che quel tratto è percorso a forte velocità a qualsiasi ora del giorno, anche con mezzi pesanti, però fino ad oggi non ha saputo dare, diciamo, le risposte alle domande che noi chiedevamo. Niente riduzione del limite di velocità, niente autovelox, ma la situazione, dice il sindaco, non è più accettabile. Come comune ci sentiamo un po' forse, non dico presi in giro, ma quantomeno ci sentiamo sottovalutati, oppure, come va di moda, cittadini di serie B. A questo punto abbiamo detto basta e già avevamo pronta una lettera a seguito dell'incidente della scorsa settimana per rinnovare, ecco, la volontà di addivenire ad una soluzione, e ad oggi, insomma, ancora con più forza chiederemo un incontro che sia però risolutivo.